distanza di pochi giorni dall'omicidio torna la paura a Mira. Un uomo si è barricato in casa, armato di fucile, sparando ai carabinieri, ferita lievemente anche la sua compagna. L'esplosione degli ultimi focolai ha fatto tornare troppo alto il rischio dei contagi. Quest'anno non ci saranno i fuochi d'artificio a illuminare Venezia nella notte famosissima del Redentore. Domani per la prima tutte le 78 paratoie del Mose saranno sollevate in contemporanea, isolando la laguna dal mare. Arriva a Venezia il Premier Conte. La Regione Veneto compie 50 anni, l'anniversario celebrato a Venezia dal Presidente Zaia e dal Ministro per gli Affari Regionali Boccia, che hanno ribadito la volontà di raggiungere presto l'accordo sull'autonomia. E dopo le celebrazioni per i 50 anni, il Ministro Boccia ha presieduto la conferenza Stato-Regioni da Palazzo Ferrofini. È la prima volta che una seduta non viene presieduta a Roma. Il sottosegretario candidato sindaco a Venezia Pierpaolo Baretta non concorda con la proposta di Brugnaro, che vorrebbe posticipare l'apertura delle scuole al 10 di ottobre per lo svolgimento delle elezioni. 29enne brasiliana residente a Jesolo entra in una palestra ubriaca e armata di un coltello. Seminando il caos, minaccia di morte il compagno, costringendolo a rinchiudersi in uno sgabuzzino. Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3. Tanti i fatti di cronaca che contrassegnano questa giornata a Venezia e in tutta la provincia. In attesa degli ultimi aggiornamenti da Mira, dove c'è stato il ferimento di alcuni carabinieri, apriamo con una notizia in attesa e che ha destato molto scalpore, perché non si terrà la festa tradizionale del Redentore, perlomeno non si terranno i famosissimi fuochi d'artificio e la festa vera e propria. Tutto era pronto, ma poi l'esplosione degli ultimi focolai hanno fatto tornare troppo alto il rischio dei contagi. Così per quest'anno non ci saranno i fuochi d'artificio ad illuminare Venezia nella notte famosissima del Redentore, sabato 18 luglio. Questa è una festa che mi appartiene, io la sento proprio quasi come mia personale, perché ho un rapporto con questa festa praticamente di tutta la mia vita. Qui conosco bene tutto, oltre ai lancioni ci sono tutto, ma c'è proprio il cuore delle persone che evidentemente su una serata del genere è evidente che hanno voglia e bisogno di... Per cui chiedo veramente scusa a tutti quanti, però non me la sento. Io sono il primo ufficiale sanitario. L'annuncio del sindaco Brugnaro in mattinata a Cafarsetti in una conferenza stampa convocata d'urgenza con Fabrizio Doria, direttore degli eventi di Vera, braccio operativo del comune per gli eventi a Venezia. Ho sempre fatto dell'onestà e della rettitudine la mia convinzione e non posso venire appunto soltanto perché ho il grande desiderio di uscire da questa crisi, però le condizioni, io sono stato su tutta la notte, ci ho pensato e ripensato, non si può mettere neanche un briciolo. Io voglio che arrivi un messaggio da questo punto di vista, almeno questo, che Venezia appunto è stata, è sicura e sarà sempre sicura, cioè finché ci sono io non sarà mai messo nessuno a rischio, e questo è un tema di coscienza. Un ringraziamento del primo cittadino comunque a tutti coloro che hanno lavorato per questo evento. Ringrazio tutti quelli che hanno fatto di tutto per poter far partire questa macchina, però proprio in coscienza questa cosa non si può fare, perché anche se fosse solo un briciolo avremo una ricaduta anche negativa per la città, che invece è la città che in questo momento, lo diciamo perché è vero, sta ripartendo meglio rispetto a tutte le città italiane. Abbiamo dei numeri che ci confortano sugli alberghi, non possiamo assolutamente mettere a repentaglio questo, solo perché dovremmo fare magari un'accelerazione. Resta nel nostro cuore. Rimangono confermati invece l'apertura del ponte votivo da giovedì 16, la messa pontificale del patriarca Moraia in Basilica domenica sera alle 19, con il consueto contingentamento e la diretta della nostra emittente. Quindi resta il rito religioso, la festa religiosa che vi trasmetteremo, come ha detto Lorenzo Maier, nel servizio in diretta. Ma al sindaco si rivolge il candidato sindaco del Partito Democratico Pierpaolo Baretta, che parla di un drammatico boomerang contro Venezia, che conferma approssimativismo nella gestione della città, dice Baretta, riferendosi all'annullamento dei fuochi e della festa per l'appunto del Redentore.
causa, ha detto il sindaco Brugnaro, del coronavirus, e parliamo del contagio da coronavirus con il secondo report di giornata della Regione del Veneto con azienda zero che possiamo vedere. Ci sono 6 nuovi casi in tutto il territorio regionale registrati nella giornata di oggi, di questi 2 nel veneziano. Per quanto concerne la provenienza di tutti i casi, parliamo di 3 italiani, una 93enne italiana, 2 sorelline italiane di 3 e 6 anni, una donna dell'Ucraina di 68, un serbo di 58 e un uomo del Camerun di 49 anni. Questi i nuovi casi di contagio registrati oggi. Non ci sono decessi nelle strutture ospedaliere. Sempre in attesa di andare a Mira per la cronaca di questa sfiorata tragedia, parliamo del Mose, perché domani per il Mose è una giornata molto importante. Sarà un test di grande importanza per il Mose, quello di venerdì 10 luglio. Per la prima volta in assoluto tutte le 78 paratoie saranno sollevate in contemporanea, isolando la laguna tramite la chiusura dei 3 varchi di collegamento con il mare. Le bocche di porto a Tre Porti San Nicolò, Malamocco e Chioggia. Per questo motivo arriveranno in laguna anche il Premier Conte e il Ministro delle Infrastrutture De Micheli, oltre al provveditore, il commissario, il presidente Zaia e il sindaco Brugnaro. Non è un'inaugurazione, ha specificato il primo cittadino. Servirà ancora tempo, infatti, per vedere l'opera conclusa, visto che il termine dei lavori è programmato per fine 2021. I comitati contrari alle grandi opere e alle grandi navi hanno annunciato che si autoinviteranno all'evento come portavoce della città degna, rimasta inascoltata in questi ultimi 30 anni di corruzione, ritardi e inadeguatezza. Le associazioni capitanati dai No Grandi Navi hanno invitato la cittadinanza a partecipare con le proprie barche in mattinata. Giornata importante sul fronte politico. Oggi a Venezia si sono celebrati i 50 anni del Consiglio regionale con una mostra fotografica. All'inaugurazione hanno partecipato il governatore Zaia e il ministro Boccia, che hanno ribadito la volontà comune di raggiungere presto un accordo proprio sull'autonomia. Per noi non è solo dire buon anniversario, sono 50 anni, non lo diceva il professor Bertolissi prima, no? 50 anni. Io ero nato da 2 anni quando si sono messi in testa di fare le regioni. Non è a Marcord, ma è quanto mai attuale parlare di regioni. Il Consiglio regionale del Veneto compie 50 anni e progetta un futuro all'insegna dell'autonomia. La prima seduta della neoeletta assemblea fu esattamente mezzo secolo fa, il 9 luglio del 1970. Ma quella di oggi è una celebrazione del passato con lo sguardo rivolto a domani. L'emergenza Covid-19 non è ancora passata del tutto, ma il processo verso l'autonomia prosegue. Il cerimoniale risente delle precauzioni anticontagio. Appena varcata la soglia di Palazzo Ferrofini, un addetto alla sicurezza misura la temperatura al presidente della regione Luca Zaia e al ministro per gli affari regionali Francesco Boccia. Col presidente del Consiglio Ciambetti e il segretario generale Valente, le strette di mano sono sostituite con un tocco di gomito, ma sull'autonomia la volontà comune è di fare presto. Lavoro tra i nostri uffici, quelli del governo e quelli della Regione Veneto, non si è mai interrotto. Certo, si è rallentato perché la protezione della salute e della vita veniva prima, ma non si è mai interrotto e lo abbiamo già ripreso in questi giorni. Certamente a settembre avremo anche la disponibilità del calendario parlamentare per discussioni che devono assolutamente trasformarsi in un atto che consenta poi al Parlamento di esprimersi. Il Ministro sa che noi siamo la terra dell'autonomia, abbiamo avuto sempre un ottimo rapporto, assolutamente sereno, sincero, anche nel confronto. E insomma si è fatto un bel lavoro. Diciamo che il dossier del Veneto è pronto e dalle parole del Ministro lo si capisce. Mi fa piacere che sia stato ricordato che nonostante il fermo del Covid la partita dell'autonomia non si è mai arrestata. Boccia e Zaia parlano in occasione dell'inaugurazione della mostra che testimonia i 50 anni della Regione Veneto, visitabile nella sede del Consiglio. La collaborazione tra Stato centrale e Regioni per fronteggiare l'emergenza coronavirus, rilevano entrambi, ha offerto un valido banco di prova di come si possano attuare determinati processi.
Einaudi, quando presentò la Costituzione, diceva ad ognuno dovremo dare l'autonomia che si spetta, però tutti citano sta frase, io dico, ne diceva anche un'altra Einaudi: il risorgimento sarà finito quando tutti avranno la loro autonomia. Non è che noi siamo guerrafondai, però questo per noi è un nuovo risorgimento, no? Pacifico, gandhiano, ma la volontà di portare a casa queste risposte. Penso che ne guadagnino tutte le forze politiche, perché oggi star qui a parlare di 50 anni non ha senso se non parliamo di quello che è il futuro. E proprio dopo questa cerimonia di inaugurazione a Venezia, a Palazzo Ferrofini, si è tenuta la conferenza Stato-Regioni presieduta da Boccia. È la prima volta che una seduta di questo tipo non viene presieduta da Roma. Per la prima volta nella sua storia, la conferenza Stato-Regioni non si svolge o comunque non viene presieduta da Roma. Ospite della Regione per i 50 anni del Consiglio, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia la presiede da Palazzo Ferrofini a Venezia, un atto simbolico che ha anche un significato politico. Penso che sia il segno dell'evoluzione, dei tempi, della trasformazione che c'è stata in questi 50 anni. Il tempo che viviamo ci dice che si può fare la conferenza Stato-Regioni non solo da Roma, ma da Venezia, da Palermo. È la prima volta, tra l'altro. La prima volta che non si fa a Roma, la facciamo da qui, insomma le tecnologie ci consentono di farlo. E a Roma ci seguiranno in videoconferenza i tecnici dei ministeri, gli altri ministri, i sottosegretari. Oggi la facciamo da Venezia, ci sono tanti punti all'ordine del giorno, 8 sulla sanità, ed fa molto piacere essere qui a Venezia ed è un bel ricominciare. Qualche ora prima il costituzionalista Mario Bertolissi, membro della delegazione trattante per l'autonomia del Veneto, e Filiberto Agostini, docente di storia contemporanea a Padova, avevano tracciato un bilancio di questi primi 50 anni della Regione Veneto e sulle sue prospettive future. Abbiamo alle spalle una grande storia, abbiamo davanti grandi obiettivi, abbiamo come Regione Veneto tutti i numeri per poter avere maggiori responsabilità, maggiori competenze, anche maggiori risorse da gestire. Quindi mi auguro e spero che anche l'esperienza degli ultimi mesi, dove il Veneto ha primeggiato a livello internazionale per risposta alla pandemia, ci sia la possibilità veramente di capire da Roma che possiamo fare molte cose in maniera migliore qui sul territorio. Torniamo quindi alla cronaca con l'episodio che si è registrato a Mira, con un uomo che si è barricato in casa e armato di fucile ha sparato ai carabinieri. Tutti gli aggiornamenti nel servizio. Sfiorata la tragedia a Mira quando verso le 9 in via Malpaga un uomo di 66 anni si è barricato in camera da letto armato di fucile e quando ha aperto la porta ha sparato 2 colpi verso i carabinieri. Quando sono arrivata ho visto che c'era un'auto dei carabinieri e un'ambulanza e un'auto della Guardia Medica. Tutto è iniziato quando la moglie ha richiesto l'intervento del 118 per un malessere dell'uomo, ma lui, probabilmente sofferente per pregresse patologie, alla vista degli operatori sanitari si è barricato, tanto da rendere necessario l'intervento dei militari dell'Arma. Al loro arrivo si sono dunque attrezzati indossando i dispositivi di protezione e hanno cercato di convincerlo a uscire, ma lui, senza quasi dar loro il tempo di intervenire, ha spalancato di colpo la porta, imbracciando il fucile e puntandoglielo contro. La pronta reazione ha evitato il peggio e il 66enne è stato immediatamente disarmato e immobilizzato, non prima però di aver esploso 2 colpi d'arma da fuoco deviati sulle pareti. Una scheggia ha ferito superficialmente la moglie, soccorsa subito dagli operatori del 118. 2 carabinieri invece sono rimasti feriti proprio nel tentativo di disarmarlo, riportando delle contusioni. La moglie non sa spiegare l'insano gesto del marito e, viste le condizioni di salute, è stato trasportato presso il reparto psichiatrico dell'ospedale di Dolo, arrestato e poi condotto in carcere. Il mio pensiero va ai militari e ai carabinieri che sono intervenuti e gli auguro una pronta guarigione. La persona non la conosciamo, non era seguita ad esempio dai nostri servizi sociali. Certo che è l'ennesimo fatto di cronaca violenta che succede nella nostra tranquillissima città a distanza di pochi giorni. Oltre al reato di tentato omicidio, i reati contestati saranno diversi, dalla violenza e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, minaccia con l'uso delle armi e detenzione abusiva di armi e munizioni.
Sempre per la cronaca c'è stata una fuga di acido fluoridrico all'alba verso le 4 a Porto Marghera nello stabilimento della Solvay Fluor Italia. Sul posto i vigili del fuoco che hanno escluso pericoli per la popolazione immediata la reazione del presidente di municipalità Gianfranco Bettin. Serve la massima chiarezza, ha detto, ogni dettaglio sulla fuoriuscita dagli impianti di Marghera deve essere reso noto nella massima trasparenza e questo soprattutto a meno di 2 mesi dal rogo della 3V Sigma. E ritorniamo alla campagna elettorale con il candidato sindaco PD Baretta che commenta la proposta del primo cittadino Brugnaro di posticipare l'apertura delle scuole a ottobre. Ci sono molti luoghi, dice, in cui poter votare. Come si fa a sostenere che siccome ci sono le elezioni allora si tengono chiuse le scuole? Ce ne abbiamo di luoghi e di spazi sui quali aprire i seggi, dalle palestre alle caserme, insomma non è che è impossibile, forse potrebbe essere anche una strada in generale perché francamente ogni volta che ci sono le elezioni interrompiamo le scuole. Beh, troviamo una soluzione alternativa, approfittiamo anche di questa situazione, votiamo in luoghi dedicati che non siano le scuole e lasciamo che le scuole funzionino e lavorino e siano aperte all'educazione anche quando c'è il voto. A margine di un sopralluogo alla Gazzera, il sottosegretario candidato sindaco a Venezia Pierpaolo Baretta non concorda col primo cittadino suo sfidante Luigi Brugnaro, che ha proposto di posticipare l'apertura delle scuole al 10 ottobre e torna poi ad affrontare le problematiche del territorio riscontrate nell'incontro con commercianti e residenti alla Gazzera. Ci sono problemi di affitti. Ci sono problemi ovviamente che in questo momento è più difficile tutto, però ho visto un gruppo di commercianti molto sensibili perché è proprio un commercio di vicinato. Ci sono i negozi veri nella strada principale, non c'è diciamo a ridosso supermercati o centri commerciali e quindi che è una strada importante è quella di dar vita e migliorare i negozi di vicinato. Lei ha incontrato anche i residenti delle case comunali di una determinata zona, cosa le hanno detto? Ma ci sono 2 problemi, uno principale è che chi ci abita ha bisogno di forte manutenzione, sono abbandonate ed è abbastanza diciamo grave che ciò sia avvenuto, anzi da anni e da anni e da anni lì non c'è una vera e propria manutenzione, dalle caldaie al rischio che ci siano anche infiltrazioni, quindi un piano di manutenzione. Quindi l'intervento che va fatto è un intervento di riqualificazione. Il Comune deve dare l'esempio, io mi prendo questo impegno di intervenire sulla manutenzione delle case abitate e sulla risistemazione di quelle sfitte per poterli immettere nel mercato. Sono cose che si possono fare. Una donna di 29 anni, brasiliana residente a Jesolo, è entrata in palestra evidentemente ubriaca e armata di un coltello e ha seminato il caos. Ha raggiunto così il compagno, un 32enne di Masanzago nel Padovano, minacciandolo di morte, costringendolo a rinchiudersi in uno sgabuzzino, poi ha colpito più volte l'infisso bucandolo in più punti. Ci sono voluti i carabinieri per fermarla ed è stata denunciata per minaccia aggravata nei confronti del suo compagno e convivente. Sempre per la cronaca, 3 arresti per droga tra Mestre e Marghera da parte di Polizia Ferroviaria e Polizia Locale. Prima di essere rinchiuso al carcere Santa Maria Maggiore di Venezia, ha dovuto fare tappa all'ospedale dell'Angelo di Mestre per essere sottoposto ad un intervento chirurgico per l'estrazione dei 10 ovuli contenenti circa 150 grammi di marijuana che aveva ingerito. Lui, un 25enne nigeriano, era stato notato durante un controllo della polizia ferroviaria alla stazione di Mestre dei viaggiatori scesi alla stazione da un treno proveniente da Verona. Alla vista degli agenti il giovane aveva cambiato repentinamente senso di marcia. Una volta fermato per l'identificazione, aveva iniziato a dare segni di sofferenza, comprimendosi più volte lo stomaco con le mani. Altre 2 persone sono state invece arrestate per droga in una doppia operazione della polizia locale a Marghera. Il primo blitz degli agenti in borghese è scattato in via Giovannacci e ha portato all'arresto di un 21enne nigeriano e a varie sanzioni, tra cui il ritiro della patente per l'acquirente, un 54enne di Chioggia. Poco distante è stato fermato un 25enne sempre nigeriano, sorpreso con addosso 6 involucri di cocaina e 2 di eroina.
7 giorni di sospensione per il bar Comida di Jesolo, teatro del violento pestaggio ai danni di un 38enne tunisino avvenuto nei giorni scorsi. Il provvedimento è stato notificato ieri pomeriggio dai carabinieri al proprietario del locale nei pressi di Piazza Milano su decisione del questore. Come specificato dalle forze dell'ordine, il decreto prescinde da qualsiasi valutazione in ordine alla responsabilità diretta o indiretta del gestore dell'esercizio pubblico rispetto ai fatti posti a base dello stesso, bensì è finalizzato a evitare il protrarsi di una situazione di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica. Intanto la vittima, il 38enne, rimane ricoverato all'ospedale dell'Angelo di Mestre in prognosi riservata e con un quadro clinico stabile ma preoccupante. Cambiamo decisamente tenore, sarà l'attrice romana Anna Foglietta, già copresentatrice del Festival di Sanremo nel 2019, la madrina della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Condurrà le serate di apertura e chiusura della Kermesse, già grande l'attesa. Sul red carpet della Mostra di Venezia è stata già protagonista in più occasioni, sempre con grande successo. Questa volta però l'attrice romana Anna Foglietta avrà un ruolo davvero d'eccezione. Sarà lei la madrina della 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Posso confessarvi che non è la prima volta che le faccio questo invito, già lo scorso anno l'avevamo contattata, però lei stava girando un film a settembre, non poteva venire e quindi era una sorta di impegno precedente che quest'anno siamo riusciti a concretizzare. Già copresentatrice del Festival di Sanremo nel 2019, Anna salirà sul palco della Sala Grande per la serata inaugurale del Festival il 2 settembre e per condurre anche la serata finale del 12. Ma le parole di Barbera sono già un'investitura ancora prima di iniziare. Intanto è una grandissima attrice, abbiamo anche visto qualche suo film alla Mostra del Cinema negli ultimi anni che testimoniano quanto sia una interprete intelligente ed estremamente personale e originale. È flessibile perché è capace di interpretare ruoli drammatici e ruoli comici in commedie leggere, eccetera. Poi perché è una persona estremamente intelligente e impegnata nel sociale, il che non guasta, è una dimostrazione della sua forte personalità individuale. Una designazione che parte da lontano. Già da un po', da un mese che lo sapevamo, però volevamo aspettare da fare l'annuncio in modo da essere certi che la mostra si sarebbe svolta e si sarebbe svolta con certe caratteristiche, per cui quando 2 giorni fa abbiamo potuto spiegare le modalità della prossima edizione, di conseguenza subito dopo abbiamo deciso di annunciare anche la madrina. È tutto per questa sera, vi ricordo che domani mattina nel corso delle nostre dirette seguiremo le prove del Mose e questa giornata che si preannuncia importante per la città di Venezia e non solo. È davvero tutto da Venezia e provincia, non mi resta che lasciarvi alle previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Alta pressione ancora stabile, sabato passerà una perturbazione di passaggio, ma venerdì sarà in genere ancora buono. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto condizioni di bel tempo prevalente con il sole un po' ovunque. Dal pomeriggio e soprattutto in serata aumento della nuvolosità sull'arco alpino dove potrebbero aver luogo anche locali acquazzoni. Temperature minime tra i 18 e i 22 gradi, valori massimi compresi invece tra i 29 e i 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Durante le ore serali e notturne arriverà qualche pioggia sui monti. Temperature minime fino a 21 gradi, massime sui 29-31 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, bel tempo soleggiato al mattino, anche qui col passare delle ore avremo più nubi con precipitazioni, specie sui settori alpini di confine. Temperature minime sui 19-20 gradi, massime invece fino a 33 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.